Gli uomini, gli dei e l'universo, e questo è il titolo del nuovo appuntamento con le stelle e i pianeti promosso a Nuoro dall'Associazione Astronomica Nuorese, presieduta da Tommaso Settanni in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Nuoro e col gestore del sito archeologico di Tancamanna. Una serata con lo sguardo rivolto al cielo, in programma il 14 agosto a partire dalle 20:30. Nel sito archeologico che poche settimane fa, il 27 luglio, ha ospitato un grande evento astronomico, la notte della luna rossa con l'eclissi di luna più lunga del secolo. In quell'occasione l'Associazione Astronomica Nuorese mise a disposizione dei cittadini i propri telescopi per osservare un fenomeno unico, circostanza che si ripeterà il 14 agosto. L'evento prevede una serata in cui poesia, arte e astronomia si fonderanno con la lettura di brani della letteratura mondiale dedicati agli astri da parte del regista e attore Giovanni Carroni, ma verranno raccontati anche i miti che accompagnano da sempre le costellazioni. Saranno gli appassionati astronomi nuoresi a individuare nel cielo le costellazioni spiegando il significato dei nomi che sono stati loro attribuiti e il perché. Si potranno anche osservare Giove, Saturno e Marte con l'opportunità di individuare le stelle cadenti in occasione della notte di San Lorenzo. Tra i telescopi messi a disposizione uno sarà dotato di una speciale telecamera oculare per rendere fruibile la visione anche alle persone con problemi di deambulazione.